Sì, buongiorno, sono Loredana Margutti, GAL Pattavino e GAL Bassa Padovana, ma anche coordinamento dei 14 GAL del Veneto. Sulle aree eleggibili volevo fare una riflessione perché avendo letto l'allegato CLLD dell'accordo di partenariato che era ancora datato dicembre per carità e quindi lì si leggeva per quanto riguarda le aree eleggibili che sono prevalentemente aree di EC, ma prevalentemente. Questo argomento è stato poi affrontato anche in occasione di un seminario organizzato dalla Rete Rurale a gennaio e dottor Mantino, che sta lavorando appunto all'accordo di partenariato, ci riferiva che in realtà volevano anche modificare proprio questa parte andando a precisare che anche altre aree, quindi in particolare le aree B1, potevano essere incluse se fossero state interessate da questa programmazione. Ora, considerando che già con il PSN 2007-2013, che poi ha consentito anche alla Regione Veneto, col PSR di questa programmazione, di andare in deroga alle aree D e C e quindi di far nascere anche GAL in aree B1, considerato che la pianura padana, che è quella che poi crea il PIL, diciamo, dell'agricoltura, ne sarebbe stata eventualmente esclusa e quindi ha consentito proprio la nascita di questa esperienza di governance e che all'interno di questa esperienza sono maturate una serie di professionalità, ma anche di capacità da parte dei territori interessati ad una governance, ad aprirsi ad una governance diversa. Chiedo se ci sono state evoluzioni diverse che non conosciamo, di cui non siamo a conoscenza, per quanto riguarda appunto le aree eleggibili in questo documento all'interno dell'accordo di partenariato. Relativamente invece agli ambiti, condividiamo anche le osservazioni che già la Commissione ha fatto alla bozza di accordo di partenariato che era stata trasmessa a dicembre dallo Stato in Commissione. E cioè condividiamo che effettivamente se si vuole parlare di sviluppo locale e territoriale, meno laccioli ci sono e quindi più capacità di attingere alle misure per essere coerenti con una strategia, più diventa efficace anche l'intervento, perché altrimenti anche l'animazione, diciamo, si limiterebbe a poche cose e per carità tutti i contributi sono possibili, anche quelli minimi, però noi crediamo che effettivamente il ruolo che i GAL potrebbero svolgere anche nella prossima programmazione con il metodo e la governance su cui si sono sperimentati, su cui sono anche cresciuti, in particolare anche con questa programmazione, possa dare maggior contributo anche alla strategia e ai risultati del PSR della Regione Veneto. Ci sono altre mani alzate? Non vedo. Non so se Val. Guarda qua. Sì, allora faccio questo. No, allora il richiamo all'accordo di partenariato non è che sia la motivazione per cui la Regione Veneto in questo momento ha fatto questa proposta. Il richiamo è fondamentale perché su CLLD quasi tutto quel che andremo a dire dovrà essere comunque raffrontato rispetto all'impostazione generale. È ovvio che questo è uno degli elementi che propende per questa prospettiva, sulla base di una cambiata situazione rispetto al periodo precedente, del fatto che oltre ai GAL ci sono i GAC, ci potrebbero essere anche delle altre formazioni nell'ambito di altri fondi e quindi questo è un quadro che cambia. L'altra cosa che cambia è rispetto ad alcune cose che sono state dette in partenza questa mattina, cioè sull'approccio strategico del PSR, la concentrazione, sia in termini di concentrazione di risorse, sia in termini di concentrazione di interventi, di misure, e quindi anche questo non a caso avevo richiamato quegli orientamenti perché realmente è un effetto che deriva dalla sommatoria di quelli.
Nella proposta che avete visto, anche se velocemente stamattina, della ripartizione che il Veneto ha fatto, anche se in maniera indicativa al Ministero, per la suddivisione nelle focus area, nella focus area 6B sono allocati 65 milioni di euro che corrispondono a 5,2-5,3% del budget Veneto per il FEASR. Quindi è chiaro che sono questi tasselli che devono essere messi insieme per poi leggere una serie di valutazioni che ne derivano. 64 milioni di euro danno conto di una concentrazione anche in termini operativi e pratici e danno conto ovviamente che con quelle risorse poi si attivano una certa forma, un certo tipo di interventi. Quindi è in questo senso che c'è una lettura trasversale. Richiamo all'accordo, confermo che nell'attuale versione dell'accordo si parla ancora, anche se in maniera non esclusiva, ma questo non l'abbiamo mai detto e non ci è necessario, tra virgolette, nel senso che, ripeto, è un richiamo dovuto non tanto per motivazione. Si fa richiamo alla possibilità di espandere a una parte limitata di aree B che hanno operato nell'attuale programmazione in maniera abbastanza confusa, probabilmente legata anche ai tempi con cui stanno facendo anche loro queste cose, quindi è vero che non c'è una preclusione totale, mi pare ci sia una conferma comunque di una visione generale, perché l'ampliamento a certe zone limitate delle aree B, che tra l'altro prevediamo anche noi per conterminare dovutamente certi GAL, evitare situazioni frastagliate e frammentate, quindi un minimo di ammissibilità che potrà essere 1 o 2 comuni, questo lo stabiliremo ovviamente poi a conclusione di questo percorso anche con la Commissione, ma è comunque un'apertura limitata. Ripeto, c'è un quadro anche dei fondi strutturali, i fondi SIE, che è molto cambiato, che è molto diverso dal precedente, quindi la logica è stata posizionata in questo modo, insomma non è che sia un'applicazione dell'accordo di partenariato. Non ho sinceramente capito il discorso dei rilievi della Commissione osservazione che conferma che non ci devono essere laccioli. Quello che credo si sta tentando di fare su tutte le misure, ripeto, anche il tentativo di semplificare riducendo è una chiara intenzione che viene proposta al partenariato, agli operatori, al settore del sistema agricolo e rurale. Sul fatto del rapporto al leader, non so se era riferito alle azioni, cioè a che tipo di azioni potranno fare i GAL, noi stiamo aspettando delle risposte puntuali su questo aspetto dal Ministero, dalla rete e da Bruxelles, perché poi il responsabile dell'attivazione di una misura che non sia in regola con il quadro comunitario, con il quadro degli aiuti di Stato, è la Regione del Veneto. Quindi rispetto a questo, rispetto anche ad alcune esperienze che già conosciamo esserci state in questa programmazione, vogliamo avere una risposta formale che dica che oltre alle misure del PSR si possono attivare altre azioni e quali siano queste azioni. Se poi di queste azioni, come è richiesto a tutte le regioni, devono essere notificate a Bruxelles, chiaramente nell'ottica, torniamo prima ai lacciuoli e alla semplificazione, bisognerà che facciamo i conti fatti bene. Noi stiamo preferendo provare ad avere chiarezza adesso su questo aspetto, anzi è da 1 anno e mezzo che chiediamo chiarezza, piuttosto che trovarci dopo, come potrà succedere. Noi abbiamo avuto sempre risposte molto vaghe, anche recentemente da Bruxelles, su questo aspetto. Se la cosa è così semplice, ci diano una risposta scritta, ovvero che oltre alle misure del PSR il leader può attivare altre azioni cosiddette, e quali sono queste azioni. Per noi, se si dice che può attivare anche l'azione dell'FSE, noi lo facciamo, basta che ce lo dicano, e come poi si fa senza che siano inserite nel PSR. Vi ricordiamo che noi, per cambiare delle minimalità alle misure del PSR, quant'anche i famosi criteri di selezione, no? A proposito di lacci e di gabbie, abbiamo passato 6, 7, 8, 9 modifiche di PSR che mediamente implicano 6-8 mesi di negoziato con la Commissione. Allora su questo aspetto ci vuole trasparenza e chiarezza per tutti e noi stiamo chiedendo questo. Dopodiché spero che riusciamo a essere chiari anche più chiari ancora di come stiamo scrivendo ora.